Capitol 10. Il picciul princip si chiattava a sei in region de stelis 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Al tacà a visitalis per ciri un'occupazione e per istruisi. In tal prim asteroid aliera sta un re. Il re, vistù di porpore di armelin, aliera sentat sunt un essente real, ma anche tan semplice e maestose tal stes timp. «Ah, ve un sudit!» al disea fuarta pene che al viodè il picciul princip. E il picciul princip si domandà: «Ma ce mut fasi a la cognosimi, se non mi ha mai viodut?» Non saveve che pairesi il montale c'è tan semplice, ducchi un minsa son dai sudits. «Ben plui d'oglie che ti viodi miur?» gli dise il re, che aveva braure di sentirsi finalmente il re par qualchidun. Il princip al ciricui voi dulà che al podeve sentarsi, ma il planeta li era dovuto occupare di un cetan biel mantil di armelin. Al scunire sta in pis, ma li era tan strac che al sossedà. «Alle quintri d'etichette sossedà e presince di un re», gli dise il monarchie, «talin proibis». «Ma non può fa di mancul», rispondè tut confusionati il picciul princip. «O hai fatto un viaggio lungo e non hai dormito». «Allora», dise il re, «ti ordeni di sossedà. A son eins che non viot qualchidun che al sossede, e li sossedadis son una curiosità per me. Vai denant, sossede in mo, a lei un ordine». «Ma mi ha intimidit, non può esplui», al dise il picciul princip, diventant ros. Rispose il re, «allora io ti ordeni di sossedà un poco. Al farfuialc e al sommeà secchiat. Perché che il re tiniva in ogni caso che la sua autorità fosse rispietade. Non sopportava la disubbidienza. Ali era un monarchia dispotic. Ma stant che ali era un evore bon, al deve ordins resonevui. Se io ordenas, al diseve par solit, se ordenas a un general di mudarsi in un uccel di mar, e se il general non l'ubbidis, non sarei scolpe dal general, e sarei scolpe me.